chiamo Domenico, in casa mi chiamano Menego. Ho 12 anni ed abito ad Asolo. Mio padre è morto in guerra e io abito con mia madre e mio nonno Maurizio, per noi nonno Iccio. Oggi è il 19 agosto 1958, settembre è ormai alle porte, ma oggi è un giorno speciale. Per la prima volta il nonno mi porterà al mercato, andremo lungo il torrente, il Muson, fino a Castelfranco. La nonna Bianca ci ha chiesto di andare a prendere un vitello nuovo per la stalla. Dal Maglio siamo andati verso Paderno e poi Crespano per andare dalla zia Maria Rosa a prendere delle stoffe che serviranno per il corredo di una cugina povera. Troviamo un gruppo di omani che ha tolto i sassi dal lastego per costruire la casa. Nonno fa finta di non vedere perché è un'antica usanza, ma la vietata. Ormai qui vicino al torrente c'è gente povera, emarginata. Siamo stati. Era un'acqua molto fresca, d'estate quando noi correvamo indietro, lavorando anche in casa perché nelle case di contadini si lavorava sempre. E eravamo sudati, andavamo lì e purtroppo qualcuno è morto anche, proprio perché magari dopo mangiato si buttava in acqua fredda, l'acqua è fredda, scende dalla montagna. Mio nonno aveva 7 figli, aveva sposato la nonna da Paderno e fu lei, con la sua eredità, a permetterle di impiantare l'impresa. La mia famiglia era molto numerosa, era necessario che i rami della famiglia si separassero per poter sopravvivere bene. Passemmo per i boschi e arrivati vicino al torrente, dove c'è il mulino, vediamo dei ragazzi che giocano alla guerra. Il nonno lancia un grido. Fermi! Ma siete matti? Qui è una bomba a mano della guerra, non stai a batterla. Il nonno è bianco come uno straccio. Mentre gliela sequestra, quei ride e continuano a lanciarsi sassi. Speriamo ci sia ancora il ponte o ci toccherà fare il guado. Guerra, facevamo guerra. Anche guerra di zone, cioè da parte, noi che eravamo dalla parte bassa del paese, ce l'avevamo con quelli della piazza. È un luogo comune, poi questo poi è abbastanza riscontrabile in tutti i paesi del tempo. E quindi eravamo sempre in lotta e andavamo a fare guerra proprio lungo questo torrente, perché lì ci si nascondeva, eccetera. Dal mulino, per fortuna, il ponte quest'anno ha retto alle piene di primavera e possiamo passare oltre. Il lastego tante volte viene fuori tra le rive e travolge i ponti che devono essere ricostruiti, ma stavolta è andata bene. Sta diventando notte, dovremmo far presto perché qui quasi i santi corpi. Nonno, te me fai paura! Cosa resti corf? Sono i santi corpi, le anime dei morti e portano disgrazia nella notte. Presto ecco la casa della zia. Piene era continue, fino agli anni 60, piene lastego. Dopo un certo punto si sono ridotte. Molti abitanti hanno il ricordo, quelli che vivevano nella zona della piazza, hanno il ricordo del tumultuare dell'acqua, no? Del rumori, quando veniva giù l'acqua dalla montagna, faceva un rumore bestiale. Sì, se mi sono no, ma era scusa ieri. È lunga. Anche che mette per la lancia, no, ieri. Ricordi che l'anno che dopo non ha preso Bruno qualcosa, non ha più un moraro quasi a rosso. Dormiamo a casa della zia.
Prima di partire per Fonte, la zia ci dà i mezzetti da portare alla cugina e ci consegna con grande attenzione anche delle antiche londrine alla francese. Si arriva alla chiesetta di San Paolo. Nonno mi racconta che la nonna lavorava nel filatoio che c'era qui da quando aveva 9 anni. Una volta che era tanti folli, mulini, tintorie, magli, filatoi di lana. Tutti i filatoi che ha chiuso. L'ultimo sta quello di Genesio Guadagnini. Era famoso per i mezzetti, i pani di lana e il gas sarà nel 54. Più avanti arriva il vecchio Andreatta, con il carretto e i sacchi di frumento e mais, curvo sulle spalle con il cavallo. Il vecchio si ferma a parlare con il nonno, che è molto interessato alle faccende del mulino. Quest'anno sono nati tanti cei, godato tanta da che a Bula per i Bulgarol, perché suga come una spugna. Ormai stiamo chiudendo tutti.